Previsioni del tempo per domenica 17 agosto. Avremo bel tempo con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino farà fresco e sulla costa soffierà Borino. Nel pomeriggio venti a regime di brezza e sui monti il cielo sarà poco nuvoloso, localmente variabile. Per lunedì sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, con vento moderato da sud-ovest nel pomeriggio. In pianura cielo variabile con più sole verso la costa. Sui monti nuvolosità variabile, con la possibilità di qualche debole pioggia locale. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima. Gentili signore e signori, l'informazione di Canal Furlan anche oggi è con voi. Notizie, servizi e approfondimenti dal Friuli. Il corpo senza vita di Maria Cristina Ballico, originaria di Povoletto, scappata mercoledì sera dalla casa di riposo Opera Pia Coianniz a Tarcento, è stato trovato poco prima delle 12 in una strada sterrata e inaccessibile in località Segnacco, pochi chilometri da dove la donna si trovava ospite. La segnalazione è giunta ai carabinieri di Tarcento da parte di un passante che ha notato il corpo della donna. Sul posto i sanitari del 118, ma per la Ballico non c'era nulla da fare. Da Udine è giunto il medico legale per eseguire i primi rilievi autoptici sul cadavere. Una volta arrivato il via libera da parte del magistrato di turno, la salma è stata trasportata nella cella mortuaria del cimitero di Tarcento in attesa del nulla osta per fissare la data dei funerali. In questi giorni si era mobilitata una vera task force composta da oltre 60 persone tra forze dell'ordine, sanitari e volontari per la ricerca della scomparsa. Opera resa vana dalla macabra scoperta avvenuta oggi. Si chiamava Vladimiro Zotti, aveva 83 anni, abitava a Romans di Sonzo in provincia di Gorizia. L'escursionista morto nel pomeriggio di ieri mentre cercava funghi sul monte Zoncolan. L'anziano aveva fatto un picnic assieme alla moglie e a una coppia di amici nei pressi di una baita. Attorno alle 13:30 ha detto di voler fare 2 passi in cerca di funghi. Mezz'ora più tardi ha contattato la moglie in quanto non riusciva più a trovare il sentiero del ritorno. I tecnici del soccorso alpino di Fornia Voltri e i militari della Guardia di Finanza di Tolmezzo in alcune ore hanno individuato il corpo, ormai privo di vita, in fondo ad un dirupo dopo una caduta di oltre 50 metri. Secondo gli esperti sarebbe scivolato su una roccia resa viscida dalle precipitazioni intense dell'ultima settimana. Fiorata la tragedia ieri pomeriggio a Duino, dove un ragazzo di 21 anni di Motta di Livenza si è tuffato in mare da un'altezza di 30 metri ed è rimasto ferito. Il ragazzo è caduto male in acqua e ha riportato un trauma spinale, non è grave. Soccorso da un gommone della Capitaneria di Porto di Monfalcone, è stato trasferito al porto di Duino, dove lo attendevano gli operatori del 118. Un elicottero l'ha trasportato successivamente all'ospedale di Catinara, dove si trova tuttora ricoverato. I fumi dell'alcol. Afferra un'accetta e minaccia un conoscente che lo ospitava in casa da tempo e poi sfascia l'arredamento. Non contento, all'arrivo dei carabinieri tenta di aggredire anche loro, che però riescono ad immobilizzarlo ed arrestarlo. Protagonista della vicenda è un uomo, MM, le sue iniziali, 36 anni, di Lusevera, in provincia di Udine. Le accuse a suo carico sono minaccia a pubblico ufficiale, minaccia e danneggiamento aggravati ai danni del conoscente. All'arrivo dei carabinieri, chiamati dalla vittima, l'aggressore si è armato di un forchettone da griglia rivolgendolo contro i militari, poi è stato immobilizzato. A mandare in tilt l'uomo qualche bicchiere di troppo. MM ha afferrato un'ascia rivolgendola contro il padrone di casa, un uomo di 50 anni del posto, il quale è fuggito ed ha chiamato i carabinieri. L'accetta e il forchettone impugnato contro i carabinieri sono stati posti sotto sequestro.
Sono oltre 3.200 i capi di abbigliamento sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gorizia e successivamente donati alla Croce Rossa goriziana, in quanto recanti marchi contraffatti dalle più note case di moda internazionali. Per effettuare la donazione, le Fiamme Gialle Isontine hanno chiesto ed ottenuto, come alternativa alla distruzione, dall'autorità giudiziaria il relativo nulla osta. Sindaco, come è stata gestita la vicenda correlata ai profughi qui in comune di Palmanova? Nel migliore dei modi, quindi fino adesso sono arrivati 196 migranti e direi che la struttura ha funzionato molto bene, quindi c'è stata molta collaborazione fra i medici dell'ospedale, la Croce Rossa, il comune, le forze dell'ordine che nella prima fase hanno presidiato questa struttura che penso funzioni bene. Adesso dobbiamo vedere quanto tempo rimane e quali sono le prospettive. La popolazione come ha reagito? No, guardate che a parte l'inizio perché qualcuno ha cavalcato, no? Soprattutto la Lega locale, qualcun altro ha cavalcato la situazione, effettivamente la popolazione onestamente non se n'è accorta e abbiamo avuto moltissimi casi di gente che è venuta a portare vestiti, a chiedere se questa gente aveva bisogno di qualcosa, quindi io penso che onestamente è una struttura leggera che sta funzionando bene, poi le persone qua, i migranti che arrivano rimangono qua tra le 36 e 48 ore, poi vengono trasferiti. Qua fanno solo un check-up di prima accoglienza per dopo essere trasferiti in altre strutture fisse che sono Nimis e qualcuno anche a San Vito al Torre. Ne sono passati 196, in gran parte eritrei, siriani, Sierra Leone e questo sono la maggior parte donne, molte famiglie, alcuni bambini. Sono gente che vanno aiutate perché questa è gente che scappa, gente che è in viaggio da 3-4 anni, da 2 anni, che hanno provato i campi profughi del Sudan, chi è stato in galera in Libia, quindi direi che sono gente su quale gli va data la massima assistenza, la massima disponibilità, perché effettivamente è gente che scappa da situazioni di guerra, quindi io non capisco poi qualcuno che no, si inventa direi anche macchinazioni o anche posizioni direi anche razziste. Io penso che questa struttura sta dimostrando, questa Palmanova, questa regione, l'ha detto anche la Presidente Serracchiani in visita qua martedì scorso, questa regione sta dimostrando un grande senso dell'accoglienza e della solidarietà. Dopo un tempo piuttosto lungo sono stati conclusi i lavori al campo sportivo del Dan di Paderno, con la novità però che l'ingresso è diventato a pagamento tramite badge. Adesso a livello di movimento di persone a Paderno com'è? Sinceramente qua da quello che vedo io, visto che l'attività qua davanti, non c'è l'afflusso di gente di una volta, in quanto appunto il discorso del pagamento per entrare a fare atletica insomma è alquanto ridotto. Secondo me le istituzioni dovrebbero trovare una soluzione affinché, essendo un campo pubblico, tutti potessero entrare. Ci sono ripercussioni economiche per gli esercenti della zona? Che clima si vive? Ma sicuramente più afflusso di gente c'è, più probabilità ci sono di poter vendere o comunque mettersi in vetrina. Logicamente limitando la portata della gente c'è anche meno probabilità. Come sono cambiate le cose negli anni? Com'era Paderno qualche anno fa? Paderno era sinceramente un quartiere vivo, adesso vedo che pian piano va spegnendosi. Mancano i giovani, mancano i residenti, cosa manca nello specifico secondo lei? I giovani vedo che comunque si tendono a spostarsi altrove, non c'è quella movida che c'era una volta, non so, alle 8:30 di sera, come se fosse il coprifuoco. Ma a livello di iniziative, di eventi importanti ce ne sono qui al campo che invece possono avere ripercussioni positive? Ma qua al di là della gara che hanno fatto il 25 di aprile, un'altra piccola non c'è stato niente e sembra che comunque sia una zona dimenticata questa qua dalle istituzioni, perché non viene con uno spiazzo del genere, avrebbero potuto fare un qualcosa, creare qualche evento eccetera, ma niente.
succede qui dentro, andiamo a scoprire il primo locale, Tarabane. Allora, Tarabane cosa ci racconta? Tarabane racconta il cuoco. Perché cuoco cosa racconta? Tarabane è qua, presenta la festa e propone 2 piatti. Il piatto di primo sono i gnocchetti al capriolo e il secondo è la pezzata rossa in carpione, che è una fettina di pezzata rossa impanata e marinata con cipolla e carote. Possiamo dire che la pezzata rossa è meglio come la presenta lei, no? Direi di sì, direi di sì. Piuttosto che farla, diciamo, alla fiorentina, no? No, è meglio alla friulana. Certo, che è più buona ed è genuina. Certo, c'è la cipolla che fa bene. E di dolce abbiamo invece il tiramisù alle fragole e ananas, che è un classico e va sempre, piace. Ecco, Tarabane cosa propone poi durante l'anno? Durante l'anno specialità pizze, soprattutto, e un'alternativa di cucina, ma soprattutto pizze in tutte le versioni, con tutte le salse. Vorreste chiedere ai nostri telespettatori, hai fatto un blitz. Un blitz in Tarabane, in piazza Revignano. E noi verremo ad assaggiare. Grazie. Perfetto. E buona continuazione. Grazie a lei, buon lavoro. Allora, la chef mischia. Cosa sta facendo di buono? Io? Sì. Sto scaldando. Cosa presenta? Allora abbiamo una zuppa di cereali, verdure e crostacei e molluschi. E poi ho una cremina di patate con le sardine e la pappa di pomodoro. Di quelle giuste, insomma. Sì, precise. Allora possiamo dire viva la pappa col pomodoro. Esatto. Certo. Allora ricordiamo il suo locale. Ferragut. Ferragut, che è aperto tutto l'anno. Sì, senz'altro, chiuso il mercoledì. Certo. E niente. Dove si mangia e si beve bene. Senz'altro, da che si mangia bene e di tutto. Anche la cortesia di chiesa. Esatto, bellissimo. Ecco, dunque si può venire a Taus, perché di Guatri, insomma si sposa in un certo senso la cugina che è intesa come fa di mangiare, no? Come parente, ma di chi ha? Nel territorio e tutto il che al poi essi lavoro. Prodotti sani, buoni e scelti. Tipicamente friulani? Tipicamente friulani, comunque rintracciabili, comunque sì, lavoriamo molto con i prodotti del nostro territorio. Sì. Cosiddetto chilometro zero. Esatto. Va tanto di moda, ma soprattutto in Friuli si sposa bene. Esatto. Bene. Buon lavoro. Grazie. Qua è arrivata la padrona di casa. No, cos'è? Principessa di Aris, cosa dici? Dai, bene, finalmente possiamo fare. Devo arrivare io perché arrivasse il sole. Perché non sei venuto negli altri giorni? Faremo una segnalazione. A parte gli scherzi, è andata bene. Beh, noi abbastanza bene, le fettuccine tirano sempre. Diciamo che non possiamo assolutamente toglierle. Questa sera anche bene, anzi mi sono fermata adesso un pochino per vedere la gente ha fame e finalmente felice di uscire un attimo perché questo Ferragosto non è stato dei migliori. Senti, cosa propone il tuo locale? E qui il Principato di Aris è presente con il suo classico fettuccine con l'anatra, con il masurin, dei semplicissimi calamari fritti buoni con un paio di salse e poi c'è una sfogliata al mascarpone con delle fragole, buona, bella calorica. Una di quelle giuste al momento giusto. Esatto, speriamo che la gente apprezzi. Senti, mi dicono rush finale. Che senso questa sera rush finale? No, ma mi dicono rush finale. Voce di corridoio. Cosa vuol dire rush Nel finale? senso che comunque possono venirti a trovare, no? Tutto l'anno. Madonna, tutto l'anno ci mancherebbe altro, no? E siamo al Principato, chiusi il martedì sera e il sabato a pranzo se non abbiamo feste. Masurin è il particolare. Sì, mi avevano detto di fare qualcosa di tipico della zona e noi più del masurin, no? Con i nostri orti, i nostri giardini, volentierissimo. Buon appetito a tutti allora, no? Bene, perfetto. Grazie. Siamo spostati in un luogo sacro, la signora ormai la conosciamo, lei è specializzata a teccais. Sì, sì. Stanno bene le serate? Benissimo, mi pare si guida qua. Sì, vedo. No, sì. Ma che siete una roba, se ci presenti signor? Ah, dove sempre che. Il cais particolare, perché il cais lo fa sbaglio. Sì, sì. Cais e basta. Guardi che... Ecco, in presa diretta, i cais di chi? Nostrani. Crow Di chi? Che sono i boss. e poi sì. Ma sono tascoso o senza scorso? Come sono senza scorsi. Però anche a volte eri tascoso. Io uso il metodo tradizionale. Sì, sì. Le vecchie ricette. I danone, come si dice. Sì. I danone che sono che usi per far bene mangiare. Esatto. Che chi hai le ricette di tutti o mi dici?
che ha il stesso sapore. Allora perciò sono in linea. Questa famiglia di também, tienimi via, come. La polente che usa? Un po' manco. Lei è OGM che cazzo? No. Fide Natale è un mio telespettatore affezionato. Che hai mangiato OGM? Non mi piace. Alle bo? Ma adesso in canal fa cale bo? Non sai? No, lì sono diversi. Io lì non ho capito. Non sai, però sono tradizionalista. Alle mie ore. Sapevi anche provare ogni tanto. Sono d'accordo, però bisogna resiodere. Comunque che conta che sono i cais mios dal territorio? Oh, non sta a farmi dire robe che non posso dire. Io le pensi così, però non sta a farmi dire robe. L'importante è essere io e provare, se sono buoni. Spero che tu mangi senza chi sta. Dopo sì. Ecco. Oh no, di finire l'intervista. Va bene. La lasciamo alla sua opera. Va bene, sì. A dopo allora, fai cais. Gaucho argentino, qua si mangia immagino carne. Sì. Carne quella giusta. Salsiccia, certo, quella originale. Specialità particolare. Sì, esattamente, le empanadas che sono tipiche dell'Argentina, sono dei panzerotti con ripieni di carne, olive, una salsa. Voi siete un po' degli abitué, no, di Guarda Castello? Sì, già qualche anno che partecipiamo. Ma la gente risponde bene? Sì, piace. Nessuno si lamenta? No, abbiamo anche il ristorante, questo è un buon veicolo di pubblicità. Non resta che dire, venite ad assaggiare. Esattamente, venite tutti ad assaggiare. Si mangia, si beve bene? Anche. Vedi di così? Non dico niente. Buon lavoro. Altrettanto grazie. Signor Sindaco, allora al di là del maltempo, per fortuna l'ultima serata ha dato la possibilità di gustare a 360 gradi questa manifestazione. Beh sì, abbiamo avuto le prime giornate rovinate da questo stranissimo clima, un Ferragosto molto freddo, questo del 2014. Stasera finalmente il tempo ha dato un po' di tregua e quindi la piazza si è riempita e la gente corsa qui a Rivignano da tanti paesi del Friuli e da fuori regione ha avuto l'occasione di gustare i piatti preparati dai ristoranti del comune di Rivignano Teor. Possiamo dire che è una bellissima skyline quella che si presenta questa sera. Sì, certo, anche perché appunto Rivignano Teor è il comune della regione Friuli Venezia Giulia che vanta il maggior numero di ristoranti recensiti nelle migliori guide gastronomiche, quindi è un territorio molto bello bagnato dal fiume Stella, ma dove un'altra delle caratteristiche è quella della buona alimentazione, quindi insomma si può venire a Rivignano Teor per tante ragioni, anche per mangiare bene, e stasera questa è la vetrina dei ristoranti del territorio. Ecco, ricordiamo chilometro zero. Sì, chilometro zero, nel senso che molti dei piatti che sono proposti qui stasera dai ristoranti del territorio sono prodotti appunto che sono prodotti del fiume Stella e quindi i prodotti del territorio. Ecco, allora cosa dire ancora? Aggiungere che Rivignano non si ferma qui, anzi raddoppia. Raddoppia perché la fusione col vicino comune di Teor ha permesso di avere maggiori ristoranti in piazza qui stasera. È una vetrina di manifestazioni che inizia ai primi di giugno a Flambruzzo con la sagra degli Emoli e si conclude poi a settembre, quindi ogni fine settimana c'è una sagra, finisce qui in piazza Rivignano oggi il 15 agosto, già domani 16 a Campomolle per il Pardon di San Rocco, quindi davvero un'estate ricca di manifestazioni praticamente ogni sera nel comune di Rivignano Teor. Presidente, allora è una grande serata finalmente. Finalmente sì, 1 su 4, purtroppo quest'anno il tempo non è stato per niente clemente con noi, ci ha rovinato 3 serate. Stasera chiudiamo col botto, finalmente, dovevano essere tutte le 4 serate così, con la piazza piena, tavolini stracolmi, gente in piedi che aspetta per mangiare. Stasera bene, sono contento, mi dispiace per gli altri giorni però sarà meglio il prossimo anno. Senti, al tempo non si comanda. Purtroppo il tempo non si comanda, meno male che a qualcuno non si comanda. Però che conta che Rivignano ha respinto? Come scusa? Che conta che Rivignano ha respinto? Sì, Rivignano ha risposto molto bene, da di quello eravamo tranquilli perché con i nostri ristoranti in piazza che fanno la gara
per fare uno meglio dell'altro con i prezzi molto modesti che teniamo proprio per avere la gente in piazza. Io penso che questa formula è una formula per me e anche per le opinioni che sento in giro molto azzeccata e avrà un futuro, penso, sempre ogni anno migliore. Senti, cosa avete in pentola in questo momento? Ma adesso guarda, domani si sbaracca, dopodiché ci prendiamo non tanti, 8-10 giorni e mettiamo in piedi i santi di Rivignano, perché poi ripartiamo con i santi, che non sono lontani. Che vista la temperatura? La temperatura purtroppo è già da santi, però dai, sarà meglio il santi, a novembre sarà meglio. Va bene? Che dire, restate a Rivignano. Restate a Rivignano, si mangia, si beve. Abbiamo fatto lo slogan, no, l'altra volta. Venire a Rivignano vuol dire mangiare bene, mangiare bene, mangiare sano. Rivignano. A Rivignano, bravo. Anche dall'Alto Adige? Dall'Alto Adige, da Bressanone. Ma senti, sei Sud Tirol o importante? Prego? Sei Sud Tirol o importante? Alto Adige e Sud Tirol. Senti, cosa vuol dire uno del Sud Tirol arrivare in Friuli? Beh, è trovarsi tra fratelli perché ci si trova molto bene. È bella questa sagra? È bella, bellissima. Io vengo da anni qua a Rivignano e mi trovo sempre molto bene. Allora, visto che ci guardano anche su YouTube, noi siamo Canal Furlan, però ci guardano su YouTube, fai un saluto ai nostri amici in tedesco o in ladino. Also, liebe Freunde, liebe Grüße. Bene, Augenthaler. Prego. Previsioni del tempo per martedì 19 agosto. Su bassa pianura e costa cielo variabile. Sulle zone più interne avremo maggiore nuvolosità con probabili rovesci o temporali sparsi, specie nel pomeriggio ed in serata. Non è del tutto escluso però anche sulla costa. Sul Tarvisiano sarà probabile comunque minore nuvolosità. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.